Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi, giovedì 29 dicembre, tocca a me, a Luigi Guglielmi. Allora, volevo cominciare da questa fotografia che trovate sul Corriere delle Alpi di oggi, in prima pagina. Vedete un pendio estremamente ripido con la neve e un aereo appoggiato a quella neve, appoggiato a quel pendio. Vi faccio vedere la stessa situazione, la stessa scena, ma in un'immagine diversa. Qui siamo sul Gazzettino di Belluno, dove si vede da una fotografia presa dall'alto la stessa scena. Si vede l'aereo, il Piper, appoggiato al pendio, praticamente integro su un pendio ripidissimo. Che cosa è successo? Piper in avaria. Il sangue freddo di una 22enne. Sul lago Rai è atterrato questo aereo, atterraggio d'emergenza sulla neve, salvi per miracolo 3 giovani bellunesi. Tragedia sfiorata sul lago Rai, dove un Piper pilotato da Silvia De Bon, 22enne di Longarone, che ha ottenuto il brevetto un anno fa e che aveva a bordo il fratello e la sua fidanzata, è riuscita ad effettuare un atterraggio di emergenza sulla neve. L'aereo perdeva potenza, c'era la certezza di star precipitando, e questa giovane, questa donna, è riuscita a inventarsi questo atterraggio incredibile, salvando la vita a se stessa e alle altre persone che erano a bordo. Allora, l'approfondimento è a pagina 10 del Gazzettino di Belluno, e poi vedremo insomma anche sul Corriere delle Alpi, come dicevamo, la notizia c'è ed è la fotografia anche lì di prima pagina. Piper guasto a terra sulla neve, dice all'interno il giornale. Salvi per miracolo 3 giovani bellunesi, il sangue freddo della pilota ha evitato una tragedia sul lago Rai a quota 2100. Erano decollati da Belluno e arrivati a Trento. L'incidente durante il rientro, sono stati loro a chiamare i soccorsi. Pazzesco. Longarone, il ronzio del motore del piccolo Piper da turismo che cala di intensità, si interrompe, riprende, si ferma ancora, riparte, ma più basso, mentre cala il gelo nella piccola cabina, con il fruscio dell'aria sui battiti del cuore che sembra impazzire, mentre l'aereo perde quota e sotto si avvicinano le cime degli alberi e le guglie aspre e grigie del lago Rai. Non dimenticheranno tanto presto quegli istanti interminabili Silvia De Bon, 22 anni, di Longarone, ai comandi, e i suoi 2 passeggeri, il fratello Mattia, 26 anni, la sua fidanzata Giorgia Qualizza, di 28, di Alpago. La pilota non ha perso la calma, ha guidato la planata del velivolo fino ad un canalone innevato sotto a Cima Cece, a quota 2100 metri, la più alta del lago Rai. Il carrello dell'aereo ha prima sfiorato la neve. Silvia De Bon lo ha mantenuto in asse fino a quando la sua corsa non si è fermata a circa 100 metri a valle del bivacco Paolo Nicola, lungo il versante della Val di Fiemme. Eccolo qui l'aereo, in comune di Predazzo, quindi siamo in provincia di Trento. La causa del calo di potenza sarebbe da ricercare in un guasto. Quando l'aereo si è fermato, i 3 giovani, un po' rintronati ma senza gravi conseguenze, sono usciti dall'abitacolo e hanno chiamato il 112, poi hanno raggiunto il vicino bivacco, mentre la centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Intanto gli operatori delle stazioni di Moena e Cauria si sono resi disponibili in piazzola. L'elicottero è volato in quota e con il supporto del tecnico di elisoccorso ha recuperato a bordo i 3 in overing. Sono stati trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili traumi riportati nell'impatto, ma le loro condizioni di salute non sono gravi. Solo Silvia De Bon è stata trattenuta in osservazione per alcune ferite al volto. L'aeroplano, che presenta l'elica ancora intatta, quindi assolutamente salvaguardato il muso, dove c'erano di fatto i passeggeri, si trova in sicurezza in quota. Un sopralluogo sul posto è programmato per oggi. Dell'episodio è stata informata l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. I 3 erano decollati dall'aeroporto di Belluno intorno alle 13 ed erano giunti a Trento poco meno di un'ora dopo. Poi erano ripartiti verso Belluno dopo un touch and go a Bolzano. L'allarme era stato lanciato intorno alle 16:15, escluso che il problema possa essere legato alla mancanza di carburante. Silvia De Bon ha ottenuto il brevetto un anno fa, ma nonostante la giovane età ha già una discreta esperienza e soprattutto un gran sangue freddo che ha salvato la vita a se stessa e ai suoi 2 passeggeri. Insomma,
questa storia di fine anno, di fine di questo 2022, è bello poterla raccontare visto questo incredibile lieto fine e queste incredibili fotografie appunto dell'aereo adagiato sul pendio innevato. Non riesco a immaginare come abbia potuto atterrare in salita, diciamo, senza comunque mantenendo in asse, senza che si piantasse l'aereo. Insomma, bravissima, eccezionale. E siamo contenti che sia finita così. Auguri a tutti e tre, insomma, per un completo e rapido ristabilimento, ma insomma stanno bene, quindi tutto bene. Allora, il titolone di su Belluno e merita questo rilievo a tutta giustezza. Energia, i soldi restano a Belluno. L'assessore regionale Bottacin, centrali idroelettriche, nel 2022 abbiamo messo il primo paletto sull'autonomia e poi il punto sul dissesto idrogeologico, continuano prevenzione e interventi, la ricostruzione post Vaia, i serrai sono il progetto simbolo. Insomma, l'assessore, viene titolato così sul Corriere delle Alpi, qui siamo sul Gazzettino, annuncia che entro l'anno prossimo saranno chiusi i cantieri dell'idrogeologico relativo a Vaia. E ripetiamolo ancora una volta, così come le opere eseguite dopo l'alluvione del 66 hanno fatto sì che hanno permesso di arginare le conseguenze più gravi di Vaia, ecco, giunge a completamento un intervento ancora più grosso che è seguito a Vaia e che dovrebbe permettere il nostro territorio di restare in sicurezza a fronte di nuovi eventi che purtroppo ogni qualche decennio capitano, perché sono sempre successi e sempre succederanno. Insomma, ecco, ma Vaia ha permesso di testare l'efficacia di quegli interventi del 66, del dopo 66, che adesso sono stati compiuti ancora più rilevanti. 4 punti fermi, dice il lancio, nell'operato 2022 dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin: la legge sull'autonomia energetica, la lotta al dissesto idrogeologico, la nuova legge di protezione civile e il nuovo piano rifiuti che raccoglie il plauso di Legambiente. Ma il piatto forte è l'autonomia raggiunta nella gestione delle centrali idroelettriche che dal 2029 dovranno andare a gara europea. La legge sottrae allo Stato la competenza e attribuisce a regione e province la facoltà di emettere i bandi, aprendo così anche a possibili gestioni in-house, cioè interne, cioè della regione stessa o della provincia, della regione e della provincia, per evitare l'arrivo di gruppi stranieri, ma porterà anche entrate maggiori. Qui approfondisce Federica Fanta alle pagine 2 e 3, che ci annuncia con un altro riquadro: entro il 2030 saranno chiuse le discariche. L'aggiornamento del piano rifiuti è stato un altro risultato del 2022, un documento strategico, ha spiegato Giampaolo Bottacin. Il piano conferma che entro il 2030 il Veneto abbandonerà le discariche come previsto dalla normativa europea. Vediamo le 2 pagine, solo così scorrendole velocemente. Appalto delle centrali, i bandi li faremo noi, dice Bottacin. Con la legge 24 del 2022, fortemente voluta da Bottacin, la regione è come si può dire, in piena sintonia con Giorgetti, ministro, perché la legge è stata realizzata in questo modo qua. La regione sottrae allo Stato la grande partita della privatizzazione dell'idroelettrico, incassando di più, cioè sarà la regione a fare i bandi su chi deve gestire le centrali, e questo già garantirà delle entrate alla regione, però in più potrà garantire anche che i bandi siano fatti in modo tale che magari possa essere prevista una gestione in house, cioè diretta da parte della regione sostanzialmente, o di altri enti ma pubblici. Importanti i volontari, essenziale anche la tecnologia, e qui parliamo della protezione civile, sempre in questo riassunto del 2022. Poi altre foto da pagina 3, post Vaia, cantieri per 1 miliardo. La fragilità della nostra provincia ha assorbito la maggioranza degli investimenti, è stata anche la zona dove ci sono state la maggior parte dei danni. 2500 i cantieri avviati dopo la tempesta. Bottacin: il progetto simbolo è il ripristino dei serrai di Sottoguda, un recupero che da solo vale 8 milioni, e ci sono le foto della stradina, dei serrai, con dei mezzi imponenti che in questa situazione
si stanno preoccupando dei disgagi sulle pareti per evitare che cadano massi su chi poi frequenterà la gola a ovest di Sottoguda in comune di Roccapietore. Dunque torniamo alla prima pagina del Gazzettino. Questo comunque è il primo sfoglio, la parte principale della prima pagina è dedicata appunto a queste notizie, a questo bilancio dell'attività di Bottacini e del suo assessorato con molte voci, diciamo così. Ecco, sempre a proposito di risorse, energia, eccetera, c'è in prima pagina del Gazzettino questo titolo: appalto per il gas, l'ultima sentenza e per Italgas. Dunque adesso andiamo a vedere, anche il Consiglio di Stato boccia il ricorso presentato da AP Reti Gas. Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla controversia aperta nel 2017 da AP Reti Gas del gruppo Ascopiave contro il comune di Belluno e Italgas. Il ricorso viene respinto, confermando così la sentenza del TAR. Italgas vinse legittimamente la gara dei 90 milioni di euro per la distribuzione del gas. La sentenza è arrivata ieri al termine di una lunga maratona di ricorsi e controricorsi. Ora resta in piedi solo l'aspetto penale per turbativa d'asta, e non è poco. Il titolo adesso ne sono sicuro va letto è accentata qui, l'ultima sentenza è per Italgas, cioè è stata a favore di Italgas. A Belluno finisce in prima pagina la morte di Fra Mario Sartor. È stato per tantissimo tempo, per 24 anni, parroco di Mussoi, che è una delle maggiori, più popolose parrocchie non solo della città ma dell'intera provincia di Belluno. Se n'era andato qualche anno fa. La comunità di Mussoi, dice l'articolo a firma di Daniela De Donà, che è parrocchiana di Mussoi, come del resto lo sono io, la comunità piange padre Mario Sartor, per 24 anni cappellano e guardiano del convento di Mussoi, legato alla frazione come se fosse la sua unica patria. Aveva molto a cuore questa comunità, è vero. Dunque, Feltre al Carenzoni, un pranzo solidale per 40, un pranzo dove coloro che vivono soli e che magari non hanno parenti e amici con cui condividere momenti importanti come può essere il Natale hanno potuto passare qualche ora in serenità e compagnia, dimenticando le difficoltà. Era questa la filosofia del pranzo che l'amministrazione di Feltre ha organizzato nella sede dell'istituto Carenzoni Monico. Neve in città, il comune chiede aiuto ai privati, parliamo di Belluno. In caso di nevicata il comune chiede la collaborazione ai cittadini e lo fa tramite un opuscolo che raccoglie tutti i comportamenti da adottare in caso di sgombero, per esempio quello dei passi carrai. Resta in carico a chi li utilizza e pazienza se lo spazzaneve vi fa il muretto davanti. Quello che conta è non ributtare la neve in strada o vicino ai cassonetti o nei tombini, ma accumularla ai bordi. Se poi ce n'è tanta non è facile, va portata via anche la neve. E qui c'è un bell'articolo, viene lanciato in prima, poi dentro si legge a pagina 11 il nostro Marco Di Bona con la sua sensibilità. Sci di fondo, una slitta per chi è in sedia a rotelle. Ci aiuta l'articolo di Marco a venire a conoscere questa iniziativa così bella. Una persona con disabilità motoria che intenda praticare lo sci di fondo può farlo a Cortina, grazie all'azione coordinata di varie componenti che hanno unito le forze. La Onlus The Game Never Ends ha acquistato un ausilio specifico per avviare allo sci nordico anche chi è costretto alla sedia a rotelle. Siamo in una località in cui gli sport invernali sono così importanti, così abbiamo deciso di acquistare questo ausilio per far avvicinare allo sci di fondo le persone con disabilità. Bellissima, bellissima iniziativa. È giusto darne conto come si deve. Vi faccio vedere meglio la prima del Corriere delle Alpi, che appunto ha come foto centrale quella dell'atterraggio d'emergenza sul gruppo del Lago Rai, salvi i 3 ventenni di Longarone a bordo dell'aereo. Poi l'approfondimento qui è a pagina 26, ve lo dico se volete acquistare questo giornale invece che il Gazzettino per saperne di più. Ecco, trovate anche qui l'approfondimento, atterraggio di fortuna, salvi 3 longaronesi, qui siamo a pagina 26. Torno alla prima, sotto il titolo la foto di Bottacini post vaia, il prossimo anno fine dei lavori, come vi dicevo, le rassicurazioni dell'assessore regionale Bottacini, avremo i bacini contro gli allagamenti, questo è importantissimo.
il rischio Covid che arriva dalla Cina di nuovo. In Cina adesso gli è scappato di nuovo il virus, gli aerei che arrivano dalla Cina a Milano sono pieni di persone positive, perché l'altro giorno si leggeva prima che 1 su 3 risulta positivo, ieri si leggeva che sono 1 su 2 sugli aerei. Vabbè, il governo ha deciso di imporre i tamponi negli aeroporti a chi arriva dalla Cina, perché la possibilità che ci porti magari nuove varianti, se così diffuso, è molto alta. Se le nuove varianti nascono, prima o poi arrivano, ma almeno cerchiamo di tenerle un po' distanti e cerchiamo di essere prudenti in attesa di capire se saranno più pericolose o meno di quello che abbiamo conosciuto fin qui. Per ora quello che i cinesi ci stanno portando, diciamo, da lì sono varianti che già conosciamo, e che lì avevano adottato una politica di no Covid totale che alla fine in questo momento li espone di più a quello che circola. Il titolone di apertura è strano, perché è dedicato a un tema che di solito non finisce in prima pagina. 50.000 bellunesi vogliono donare gli organi. Batte sempre più forte il cuore della generosità dolomitica. La provincia è al 3° posto in Italia. La volontà espressa in comune ha permesso un espianto nella notte della vigilia di Natale, se ne era data notizia da un comunicato dell'ULSS. Paola Dallanese qui approfondisce questo bellissimo tema, natalizio se vogliamo, ma è bello, pagina 16 del Corriere delle Alpi. La CGIL attacca giovani precari e pagati poco, ecco perché si dimettono. I giovani si dimettono non perché fannulloni, ma perché pagati poco, lo dice la CGIL, l'articolo di Francesco Dalmas. Feltre in 40 al pranzo di Natale per persone sole, avevamo letto, no? Sospirolo, danni da fulmine sul campanile, una colletta per ripararlo. In taglio basso la serata dell'altra sera, l'altro ieri, con Fornasiera al comunale, da solo, ma evocando tantissimo Gianni Secco e i Belumat. Insomma, sono le ultime serate di questa storia cinquantennale. Ci saranno un paio di altri concerti, sempre di Fornasiera, ricordando che cosa sono stati i Belumat, e poi si chiude, come dice il titolo, Belumat si chiude a solo di Fornasier per salutare la città, e la città ha risposto benissimo perché il comunale era strapieno. Gli scrittori veneti, tutti i libri che verranno, c'è il Vajont di Bortoluzzi, il bellunese Bortoluzzi dice scriverà di montagna ricordando il Vajont. La sfida sanità in crisi in Veneto è sempre più in mani private, va veloce lo scivolamento della sanità veneta verso il privato, e qui dovremmo vigilare e stare attenti e interrogarci. Con questo mi fermo qui, chiudiamo questa rassegna stampa di Radio Piave in blu. Ringrazio tutti per la partecipazione, per l'ascolto, vi saluto, vi auguro un buon giovedì 29 dicembre. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi.